Va ora in onda Rebelot. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. The bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Benvenuti. Un'altra puntata di Rebelot del giovedì. Quindi non staccano le frequenze. Siamo a posto, ma tanto noi andiamo avanti lo stesso. Anzi, non l'hai detto le due ragazze? Sì, dopo, se no poi si rivestono su. Questa è una radio che non trasmette più in realtà da 3 anni, però i giornali non se ne sono accorti, continuano a dire Radio Padania prende i soldi dai russi, Radio Padania è il male, il banco della Lega, l'olio, il petrolio. Noi non trasmettiamo più, però non ce l'hanno detto perché non hanno avuto cuore di fermare il circo Togni qua. Ma anche e soprattutto perché se no non arrivano i soldi russi, se lo diciamo. Vabbè, Putin mica ascolta, dai. Soprattutto a noi ne tocca una fetta poi. Che voce che ha? È un po' rauca. È un po' rauca la nostra Debbie. Deborah, cosa è successo? Caldo freddo. Sì. Tra poco. Allora, i nomi per l'urologo e partiremo da lì. Mi dispiace per il nostro stimato professionista che tra poco conoscerete. Come si sente, stimato professionista? Sono gli ultimi secondi della sua credibilità professionale. Vuole spendere in maniera... No. Mi auguro vivamente di no. No, lo sono. Lei è come il condannato, no? Adesso può spendersi quei 5 secondi per fumare l'ipotetica sigaretta del condannato. Non so, dire mamma io ho studiato non per fare questo, fin qui la mia carriera è stata brillante. È l'inizio della fine. Potrebbe essere veramente l'inizio della fine, anche perché conoscendo l'avvocato Procaccini so cosa potrebbe aspettarmi, però ma non conosci lo affrontiamo di petto. Ascoltatori, allora c'è chi dice che un bravo urologo, che è un nome che trasmette fiducia, Riccardo Avarese, dice che si dovrebbe chiamare Ulrico. È il tuo nome? No, sbaglia. No. Ulrico, però in effetti Ulrico, salve, Ulrico. L'urologo. Però te lo senti già un po' piccolo. Effettivamente disagio. Esatto. Poi Gino è più cauto, Lorenzo dice. Gino lo tiri fuori, la cosa che immaginate, e sei tranquillo, perché Gino, sai quanti ne vede Gino? Quanti ne vede? Lorenzone dice 9-9, quindi arriva secondo oggi all'Affezio Giro. Terzo, Stefano del Brembo è suggestioni mediterranee. A lui l'urologo piacerebbe se si chiamasse Calogero. E gli piace. Ti chiami Calogero? No, Gino? Anche lì. Neanche Gino. Avreste mai detto che avremmo fatto un quiz in diretta indovina il nome dell'urologo? Neanch'io, un secondo fa. Molto più conformista? Beh, comunque c'è anche chi dice che un sinonimo di urologo potrebbe essere penologo.
Beh, ci sta, o pisciologo alcuni. Anche pisciologo, Ho sentito anche quello. Che brutta vita studiare urologia. Tutta una E vita andrologia. E andrologia, però poi prendi la tua grande vendetta durante la visita. Assolutamente sì. Perché c'è il momento che conosciamo tutti bene. che Dopo lo faremo in diretta. lo faremo in diretta, certo, in Radio Padania è radio di servizio, noi facciamo vedere tutto, o quasi tutto. Francesco Darona dice tu cabal, ma qui non state più usando nomi propri, mentre Franco dice un buon nome per un urologo, e in effetti è buono questo. Io premio della critica l'ho già dato, è questo, Franco Niagara. Ci sta. Beh, Assolutamente. se lo scroscio. Questo assolutamente. Poi non è l'ascoltatore, non si chiama Franco, ma mi sembra che sia Marco da Milano, però perché poi cambiano le faccine su WhatsApp i più affezionati, no? Quindi un giorno tu cerchi li riconosci subito, il giorno dopo metto un'altra faccina. Vabbè, sono problemi miei. Cosa vuoi? Mi stai giudicando? Tu che non parli. E non fammi incazzare l'urologo, perché dopo C'è chi dice Cazzimiro. Qui è basso umorismo, sì. Bassissimo, greve umorismo, ma siamo a Radio Padania. Poi medico della minzione, psicologo, Roberto, come mio cugino, dice Alessandro. Ti chiami Roberto? No. E ancora, prendiamo l'ultimo. Ornitologo mi piace. Ornitologo ti è piaciuto? Va bene, un altro premio della critica. E invece no, noi abbiamo in studio con noi il penologo, il più ambito penologo di Milano. Di che zona? Pavia. Milano e Pavia. Milano e Pavia, di quella zona lì, diciamo di Bereguardo. No, stai un po' schifo. No, tanta roba. Cosa c'è tra Milano e Pavia? Policlinico a Pavia e in clinica a Milano. Ah, Policlinico a Pavia. Ma sei nel dossier della corruzione in Lombardia? No. Vabbè. Quali utilità ti offrono? Cioè, nessuno ti ha offerto beni o altre utilità? Purtroppo no. Perché so che oggi se non sei indagato non sei nessuno. Non sei nessuno. Ma come ti chiami? Mi chiamo Davide Barletta. Beh, certo, Davide Barletta. Però Davide Barletta, sai che secondo me lo tiri fuori con allegria con Davide Barletta. Dottor Barletta dà l'idea di burletta, no? Cioè, sì, adesso c'è la visita, però si fa per scherzare. Non verrò mai da te a fare quei controlli inutili che mi guardi con gli occhi della vendetta. Capiterà. No, pensa che roba. È questione di minuti, non ti preoccupare. È questione di minuti. Io che perdo i sensi. E senza mani, Apro gli occhi solo un momento e vedo il Barletta che si prende la sua giusta rivincita. Sarei più contento invece di fare. E la domanda sai quale sarà? Barletta, perché c'ha un guanto fino al gomito? Bisogna fare una ispezione con il metodo Ulrich. E comunque con Barletta non parleremo solo, insomma, della parte fisiologica del suo interesse principale, una vita dedicata a quello, giusto? Certo. Ecco, una vita. Vedi? Io l'ho dedicata ad altro. Vabbè, ognuno dedica. Ma io mi occupo a fare in modo che tu ti possa dedicare. Tu mi fai preliminari, bravo. E il dopo anche, carezzine, le chiacchiere, eccetera. Però qui chi, come al solito, canche a baia? Non si sa come sta, perché non muore. Qui quello che non parla è quello che secondo me, quanto a questo genere di aziende, maneggia un po' di più, è il nostro secondo ospite. Luca, te lo lascio presentare. Chi sei tu, scusa? Intanto Caccabaia non dorme, questo poco ma sicuro non dorme. Io sono uno che si occupa di discipline bionaturali, che sono un nome piuttosto strano per indicare tutte quelle arti come lo shiatsu, la riflessologia del piede, lo yoga, il tai chi, tutte quelle cose che non sono né mediche né paramediche né estetiche né sportive, ma rilassano. Questo ciura. Sì, questa proprio. Barletta che deve arrivare solo cazzo. Barletta si occupa della filiera, diciamo, che porta quello che sta dietro. Esatto, dietro le quinte, il regista. No? Ti consolavi così anche al farlo sulla spiaggia. Voi non sapete che quella cosa lì io la conosco meglio di voi, ma vabbè. Però fai parte anche di un organismo interessante che ha istituito Regione Lombardia. Sì, siccome eravamo un po' troppo fricchettoni, ognuno per conto suo, ci siamo riusciti a organizzare in delle associazioni che a loro volta sono in un comitato che è indetto dalla Regione Lombardia, perché la Regione Lombardia voleva anche normare in questo campo, ma non ne capisce niente, giustamente non è un argomento molto facile. Mica solo in quel campo, peraltro, bravo. Io intanto mi dedico a questo, nel senso che ci hanno chiamato per creare un comitato dal 2005, l'abbiamo formato, siamo 166 associazioni che danno indicazione alla Regione su quello che possono essere le leggi, su queste
Al momento sono 37 arti riconosciute, 37 discipline riconosciute, ma stanno crescendo perché mano a mano se ne spuntano un po' come i funghi di nuovo e quindi vengono validate. E quindi la Regione Lombardia c'ha una cosa unica in Italia, c'ha un quadro regionale per gli standard professionali, cioè qui viene riconosciuta la validità del professionista che ha un certo tipo di conoscenza rispetto a quello che si è improvvisato, perché purtroppo la legge nazionale dice che se l'avvocato Procaccini domani decide di diventare un operatore in shiatsu, in 5 minuti può farlo. Ne Io parleremo, non mi perché metterei lui nelle sue manine, però è il lui lo può soggetto fare. tipico a rischio di questo Non genere. dicevi così ieri sera quando ti manipolavo. Però Luca, prima cose serie. Questo comitato ha il presidente. Sì. E che quota è? Ancora non ha buono. una collocazione, dipende da chi offre di più. Buono. Cioè, Quindi il vicepresidente c'è? Sì. Direttore generale? No, purtroppo ci manca. Creiamo la Vediamo di organizzare. figura. Però non parliamone in diretta, parliamone al telefono. Che è meglio. Sì, tanto è un mezzo Ho sicuro. parlato di mio cugino, no? No, perché almeno poi trascrivono già, per qua, se no poi... Se no tocca verbalizzare, in quel caso abbiamo già poi un verbalino pronto. Allora, salutiamo un po' di gente prima di entrare nel vivo della nostra puntata con un argomento boom boom Barletta, che è il tuo cavallo di battaglia, diciamo così. L'andrologia, problemi sessuali. Esatto. Problemi sessuali. Problemi sessuali Pensate però sempre applicati alla cronaca, perché il nostro dottor Barletta tra poco ci spiegherà una cosa che tutti noi stiamo sbandierando e litighiamo e siamo favorevoli, siamo contrari, ma credo che come sottoscritto all'ascolto nessuno sappia esattamente cosa sia la castrazione chimica. Cioè già le due cose che mi hai detto fuori Io onda. pensavo il punto G, nessuno sa precisamente. Quello dopo te lo spiega lui, perché ok. lui fa alla fine ha esplorato tutto il continente e quindi lui prima o poi per il calcolo di grandi numeri l'avrà trovato, ma solo per caso, insomma. Noi, per chi non ci vede, perché ci sentono, è quello del nostro presidente Shiatsu. Esatto, il grande presidente Shiatsu. Ma prima salutiamo un po' di gente. Allora, Evandro da Torino, poi Gianluca da Portsmouth e ancora Giuliano da Torino, Raul da Cesano Maderno, il Manzoni, Max di Alzano e altri che si sentano rappresentati da quest'ultima locuzione, perché noi entriamo invece nel vivo appunto della castrazione chimica. Che cos'è la castrazione chimica? È un procedimento atto a reprimere le pulsioni sessuali. Se ne E parla... che funziona con pillole, iniezioni? Come funziona? Cioè, facci immaginare cosa succede. Sì, esistono dei farmaci che sono degli antiandrogeni, cioè riducono la concentrazione di testosterone nell'organismo e fanno in modo che questi possano non agire a livello delle cellule bersaglio, in maniera tale che si possa così avere una riduzione di quelle che sono le pulsioni sessuali e ipoteticamente, almeno quello di cui si sta parlando ultimamente in cronaca, possono essere preventivi per quelli che vengono definiti sexual offender, cioè gli stupratori e i pedofili. Secondo te, ovviamente, che grado di affidabilità ha? Guarda, per quanto riguarda i sexual offender, io ho sempre sostenuto che chi delinque deve essere in carcere, poco da fare. Certo. La riduzione delle pulsioni sessuali c'è sicuramente, però chi esercita violenza, soprattutto in questi modi, fa violenza cosciente di far violenza, quindi io non penso, anzi sono convinto che non sia determinato da un eccesso di testosterone o sia un ormone a determinare ma fammi parlare a me, te lo dico io a determinare questo tipo di atteggiamenti. Quindi se è più una questione culturale, e a quel punto se io vado a eseguire una castrazione chimica tolgo alla persona, al soggetto, il mezzo con cui può esercitare violenza, ma non gli tolgo assolutamente la possibilità di esercitare violenza. Cioè, diciamo, l'erezione meccanicamente non funziona più. L'erezione non funziona, però se non esercita violenza, sadico sessuale resta. L'impulso sessuale magari non resta, però rimane l'impulso sadico. No, mi dispiace contraddirlo, io quando prendo queste medicine sono molto più tranquillo. Vabbè, ma quelle sono le zollette che ti do io, è tutto effetto placebo. E a proposito, volevo chiederti un parere su questo tema, che pur non è esattamente il tuo, però da insomma persona che pratica lo yoga, eccetera, c'è anche una filosofia alla base di tutte queste discipline che hai citato prima, che vedono un po', insomma, la parte anima dell'uomo come una parte che, se sviluppata, può prendere il comando della personalità. Cioè l'uomo non è una serie di impulsi chimici, è qualcosa di più. Quando senti queste proposte, castrazione chimica, cioè blocchiamo l'ormone e risolto il problema, cosa ne pensi?
Io ho paura addirittura che possano fare un po' peggio, perché quello che non si può sviluppare in maniera un po' più naturale si sviluppa in maniera innaturale. Per quello che mi riguarda, ti parlo di un parere personale, non c'è nessuna... No, certo, infatti Però ora stiamo il mio parere è che tutte le società che hanno lasciato un po' libero, ma un po' significa cose normali tra adulti consenzienti, sereni, tranquilli, di qualsiasi sesso vogliono accoppiarsi, possano farlo, in qualche maniera sviluppano meno pulsioni particolari di quelli un po' più rigidi. Ci sono paesi dove è molto più regimentato il modo di essere, il modo di fare, ma ci sono sicuramente più perversioni. Io ti parlo per esperienza di discipline bionaturali. Noi in Italia siamo un pochino più tocconi, abbraccioni, ci piace stringerci la mano, stare vicino, stare abbracciato. E in Giappone sono molto rigidi, non si stringono neanche la mano, però se vai in un sexy shop trovi la mutandina di adolescente e la puoi comprare, piuttosto che persone che vanno lì possono, le nostre ragazze che vanno lì ad abitare per imparare il giapponese, possono sopravvivere semplicemente vendendo un pelo pubblico a settimana che viene messo in una bustina e venduto per quello che gli serve per campare una settimana anche intera. per la barba qua è un capitale. Dimmi dove Questa devo barba è un andare. capitale. Scusa, banalizziamo, però è interessante in realtà il tema, gli ascoltatori se ne sono sicuramente accorti e mi viene da dire però la situazione in Italia comunque non mi sembra così rosea, perché anche solo ultimamente, quando è tracimato tutto il tema delle molestie, due chiavi di lettura, quelle dello spettacolo che sono un mondo a parte, ma tantissimi giornali hanno raccolto testimonianze di molestie sul lavoro, molestie quotidiane, insomma è un paese che ha una dose di repressione forte. Ma tu l'hai interrotto, sta facendo un invito a diventare tutte un po' più zoccole, così poi si smette. L'ha fatto in modo elegante, tu adesso Tu non hai lo capito, stai lo stavo rovinando. spiegando. No, ma le donne non hanno capito. Prego. Guarda, ti dico che secondo me se ritrovassimo un po' più di contatto con il nostro corpo, se riuscissimo a rilassarci un pochino di più, a goderci di più alcune esperienze più semplici, probabilmente non avremmo bisogno di chissà quale piccante per Sta parlando di divertirci. masturbazione. Vabbè, quella è una buttala manutenzione. via. Te lo spiego. Quella è una manutenzione. Non volevo parlarne, ma a sto punto abbiamo l'urologo, torniamo a lui. Un flash, perché vogliamo tornare sulla castrazione chimica, ovviamente, però visto che il tema l'hai toccato, noi non abbiamo paura a Radio Padania. La manutenzione è importante, giusto? Beh, può essere importante anche quella, fa parte del piacere, quindi... Le infrastrutture vanno mantenute, no? Questo è molto importante. E non è vero che ci sono danni collaterali alla vista. No. Sei sicuro? Assolutamente. Perché mi calate incredibilmente visto nell'ultimo periodo. Ecco, per altri motivi vi può calare la vista. Torniamo quindi alla castrazione chimica con il nostro urologo, che peraltro lo ringrazio perché starà con noi fino alle 19 e quindi grazie, risponderà alle nostre telefonate, darà il numero di cellulare quando andrà via, prenderà appuntamenti gratis, farà tutta una serie di cose. Grazie davvero Barletta. Ma tornando quindi alla castrazione chimica, quello che è interessante poi dal punto di vista legale è che per forza è un procedimento volontario. Cioè, perché io vengo ad assumere dei farmaci che non hanno un effetto eterno, quindi devo continuare a venire ad assumere dei farmaci. Considera che viene utilizzato questo procedimento in Europa già nei paesi scandinavi, in Polonia, in Francia, in Germania e nel Regno Unito. Viene però utilizzato con il consenso del soggetto e serve come sconto di pena. Però comunque, come dicevi te, è un procedimento reversibile, cioè nel momento in cui io termino la somministrazione del farmaco, nel giro di più o meno poco tempo, tutto rientra nella questo norma. anche con una normale espiazione della pena, una volta espiata la pena esci fuori. Assolutamente. Non esiste l'ergastolo. Per questo dicevo che però consideriamo che l'assunzione di questi farmaci può portare a numerosi effetti collaterali, quindi considerate che noi la castrazione chimica, noi urologi la utilizziamo praticamente tutti i giorni, non in questo senso, ma in maniera oncologica, nei pazienti con il tumore della prostata metastatico non operabile. Siccome il tumore della prostata, uno dei principali, la benzina di cui si nutre il tumore della prostata è proprio il testosterone, la somministrazione di questi farmaci tende a ridurre la crescita del tumore.
Quindi noi già utilizziamo da tantissimi anni questo tipo di procedimento, però ovviamente non lo utilizziamo come la domanda è, prevenzione nei penni morire sessualofili. No, ma la domanda la faccio io a te, perché adesso per i due ascoltatori che ancora ci prendono sul serio sbagliano, però portiamoli avanti, perché la truffa è bella se la portiamo avanti, cioè non ce li sputtaniamo questi ultimi due che salutiamo, peraltro, che si chiamano Egidio e la zia, appunto. E la zia. Ecco, dal punto di vista legale, si può fare domani mattina una legge in Italia dove una pena diventa che tu devi fare un trattamento sanitario farmacologico? Allora, come ti ha già spiegato Barletta, è subordinato al consenso. Nessun trattamento sanitario può essere imposto, ma lo sconto di pena. Questo strumento dello sconto di pena già è attuato in Italia. Si aderisce al patteggiamento, che è un rito abbreviato. Aderisco. Ha già lo sconto di pena. Il rito abbreviato pure, lo sconto aderisco. Di pena. E quindi, come vedi, i precedenti, diciamo, possono essere, anche se non sono proprio attinenti, trovati nel nostro sistema. Cioè meccanismi premiali. Esattamente. Aderisci volontariamente a un procedimento e hai uno sconto di pena. Aderisci volontariamente a un percorso di cura e hai uno sconto di pena. Altrimenti ti fotti in carcere. Lo sconto di pene. E con questo possiamo anche chiudere questa prima parte. Tra poco ancora in diretta. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Signore e signori, ecco a voi Stanlio e Ollio. Lo spettacolo è stato pura magia. La vera storia di un'amicizia irresistibile. Non puoi avere Ollio senza Stanlio. Avvincente e straordinario, incredibilmente commovente. Non vorrai andartene via, lo spettacolo deve continuare. Stanlio e Ollio, dal 1 maggio al cinema. Li avete cercati ovunque. Non mi serve un Pokémon. È un detective da paura? Quest'anno li troverete tutti al cinema. Tu puoi parlare agli umani, io posso parlare ai Pokémon. Nel film più elettrizzante dell'anno. Voi lo sentite parlare? Picca picca! Sì, è adorabile. Non mi capiscono, ragazzo. Pokémon Detective Pikachu. Dal 9 maggio al cinema. Gianni, ci è andata bene finora. Dobbiamo ritirarci. Cos'è questa scemenza? Miglior regia alla Mostra di Venezia. Abbiamo abbastanza soldi per smettere. Smettere cosa? Di uccidere le persone. Sono molto più che fratelli. Sì, come no. I Fratelli Sisters, dal 2 maggio al cinema. Prima o poi ci ammazzeranno. 40 anni sotto copertura. John Elizabeth Stanley, lei è accusata di 27 violazioni della legge sul segreto di Stato. Ha tradito. È come se non ti conoscessi. Sono tua madre. Per cambiare il nostro destino. Combattevo per i vivi. Io amavo il mio paese. Madre, amante, traditrice, spia. Judi Dench è Red Joan. Dal 9 maggio al cinema. Liz credeva di vivere la vita perfetta. Sei così bella quando dormi. Mi ama così tanto da farmi sentire in paradiso. Ma ci sono cose che lei non sa. Questo caso è basato sui delitti di un mostro. Hai fatto le cose di cui ti accusano? Assolutamente no. Zac Efron è Ted Bundy, fascino criminale. Dal 9 maggio al cinema. C'è stato un risveglio. L'hai sentito? Il lato oscuro di Oliviero Toscani colpisce ancora. La nuova faccia dell'Europa proprio non è la faccia di Salvini, gli direi al giornalista, gli direi al redattore capo. Cioè è uno sbaglio giornalistico. Però Oliviero non si può mica far finta che non siano, si comandano loro. Ma non è la faccia, è una politica che non è una faccia. Quella politica lì è contro la nuova faccia dell'Europa, sono contro la nuova faccia dell'Europa. Allora la nuova faccia dell'Europa qui è sbagliato. Io trovo che giornalisticamente è una grande bufala questa. Sono contento che venga fuori con questa faccia da lupo mannaro.
che fa uno stupro, adesso non scherzo, ha quella faccia lì quando si stacca dalla sua vita. Però diciamolo subito, evitiamo altre querele, eccetera. No, ne ma stai che parlando in querele, senso ma figurato. Guardate lo so. un piacimento sadico. Certo. È incredibile, È vero. io sono rimasto a bocca aperta. Infatti arancia meccanica, ho detto io. E io subito. quando dici, scusa, dici, devi fare la fotografia di uno che fa una violenza, questa è la foto. Il lato oscuro. E la luce. No, comunque abbiamo guardato, cioè Barletta, tu non sei neanche nelle carte dell'inchiesta. No, purtroppo Bene. Barletta, però. E cerco di rimanere illibato. No, ma che illibato adesso. Quindi Barletta, tu eserciti ospedale a Milano. A Pavia. Studio a Pavia. Ospedale a Pavia, studio a Milano. Studio a Milano, ospedale a Pavia. Già bravo, che manda, bravo. Fai così anche dal PM, Sì, ospedale a Milano, studio a Pavia, studio a Pavia, Milano. Questa vince, questa perde. Bravissimo Barletta. Con questo siamo a posto. Ma lui che mi ha insegnato a questi trucchi. Sì, ma noi però capisci che se tu con noi, diciamo, se tu con noi il sorriso ha capito. Esatto, incomprensibile. Sì, esatto. Nel brogliaccio non si legge. Sono capitato veramente male. Noi poi ti procuriamo altra utilità. E che utilità? Perché scusami, Pavia, Milano, Pavia, però manca qualcosa a questa vita professionale. Se tu appoggi il disegno di legge, appoggialo e spingilo. Questo dire. È molto importante che appoggiarlo a volte è pericoloso. È anche frustrante. Però noi abbiamo anche trovato per te, se tu un'altra utilità. Svizzera, ti dico solo Svizzera, ho detto già troppo. Lì nessuno parla. Parla e c'è una struttura privata, un'azienda seria, serissima, che ha bisogno, noi te lo procuriamo noi questo contatto, ha bisogno di qualcuno che faccia la manutenzione. La manutenzione si fa volentieri. Sì, ma anche il controllo di qualità. Assolutamente. Anche a servizio dell'utenza. Prego, Procaccino, lo introduciamo. Ma è svizzero. È svizzero. Stefano, secondo noi, nome di fantasia. Non credo. Sì, nome di fantasia. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Stefano, stavamo discutendo di castrazione chimica e del tema delle violenze sulle donne e sui bambini, che è all'ordine del giorno. Così si spaventa, dice io che c'entro. Lui è per la prevenzione, ragazzi. No, non si può curare solo e sempre il danno quando è fatto, bisogna anche riuscire a prevenire. Quindi, disegno di legge appoggiato anche da un urologo importante che abbiamo qui in studio, quindi con altre utilità ce l'appoggerà fino in fondo, è quello di offrire un servizio oltre confine. Stefano gestisce un locale, anzi scusami ieri Stefano se non sono arrivato un po' tardi, ma stasera arrivo puntuale, gestisce un locale. Mi raccomando perché ti aspettano, bravo. Bravissimo, aspettano al plurale, voglio fare. Ti sei perso Pamela ieri sera, t'ho fregato. T'ho fregato. È arrivato prima. Ho visto la macchina del partito e sono scappato. Perché Stefano gestisce un locale, un club, come si può definire? Un locale, un bar dove ci si diverte un po' di più che in altri bar. Un autogrill, cos'è? Un escort club. Un escort club, mi veniva la parola, mannaggia miseria. Quindi con Stefano stiamo stendendo un disegno di legge secondo il quale per fare prevenzione tutti quelli che tu diagnosticherai, tu urologo, andrologo, Barletta, qui diagnosticherai come potenzialmente pericolosi, a carico del Servizio Sanitario Nazionale li mandiamo una volta a settimana al club di Stefano per curarsi. Oppure possiamo fare che adesso Stefano voi vi mettete d'accordo. La trombata di cittadinanza, già. Bravo, già abbiamo trovato, bellissima questa poi anche il 5 Stelle è d'accordo. Sicuramente. Non vedo problemi sulla linea della Lega, perché il celodurismo, se permetti, lo abbiamo inventato noi. Per me sul terrone è scontato. Perfetto, abbiamo già fatto. Però così è come dare un premio. Un'altra utilità, non è un premio. Io non sono tantissimo d'accordo. Ma tu firma, non ti devi preoccupare, ci pensiamo noi, non ti fidi. Ma non ti fidi? Allora Stefano ci vuoi spiegare come mi funziona? Sembra Formigoni, ti ricordi quante storie faceva quando gli dicevano la stessa cosa? Tu firma. E lui, perché io voglio leggerla, ma firma. Stefano, ci spieghi per favore perché non si fidano, non firmano al buio? Cosa consiste il trattamento? Perché non sono mai passati a trovarci. Prima di tutto fa benissimo, credo, alla prostata venire a trovarci, oltre che per quello che riguarda la prevenzione. Poi io non so dire se una persona che è passata, che fa spesso sesso, possa avere un calo del desiderio tale da evitargli di fare certi atti criminali. Si spera che uno non sia proprio un animale. Ma la pena provarci.
il trattamento preventivo potrebbe funzionare. Barletta, lei che dovrebbe essere esperto, ma se io tutte le settimane vado con la tessera sanitaria e mi sottopongo a questa cura, ne dovrei trarre un certo beneficio che mi rende più placido, più sereno? Fiscale anche fiscale scambiabile. Ma non ne sarei appunto così tanto convinto. No. Ma hai mai provato? Quello no. Perché Barletta è uomo di scienza, cioè, ma ci stanno i laboratori ma a lui dispiace usarlo perché si sciupa. Poi devo dire, tutto il giorno a occuparsi di quella cosa, cioè il suo penso che sia un po' no, quello assolutamente. Non è che lo guardi e dici, ma guarda, so che farne. ne ho visti abbastanza oggi. E lo fai in maniera professionale, quindi non in maniera ludica. Che invece il caro amico non è geloso. Va bene, Barletta, sta proprio scivolando in basso. In questo momento siamo in collegamento con una casa di escort, un club escort. Dove? Diamo anche l'indirizzo, perché Barletta sennò si perde tra la provincia di Pavia e Milano. Diamo solo per Barletta, perché gli ascoltatori non andrebbero mai a quelle... mai. Perché chi si presenta? Ci siamo sentiti i ragazzi per San Valentino, avete detto che avrebbero avuto uno sconto. Giusto. E sono arrivati in tantissimi. Hai visto? grandi. L'indirizzo, il nome del club e l'indirizzo? È il Maxim Club di Chiasso, appena passata la dogana di Como. Siamo a 20 minuti. Senti, allora adesso prima di salutarci ci dai una parola d'ordine che vale lo sconto per, non lo so, per domani. Io volevo dirvi che abbiamo preparato anche delle soluzioni curative, un po' poco diplomatiche. Vorremmo fare una stanza apposita che potremmo chiamare o The Hostel o Venezia. Venezia è un po' più romantica, facciamo il ponte dei sospiri, anziché fare il ponte dei sospiri per queste persone tipo le due che hanno tirato due ragazzine dalla bicicletta, facciamo il ponte delle grida. E la figura professionale che abbiamo ingaggiato è una fantastica ragazza che si chiama Abdul, di 32 anni, senegalese, che porterà 25 centimetri di diritti civili e di educazione. Giusto, noi ci sentiamo comunque di sottoscrivere, perché come dicevamo prima con Barletta è un articolo che tira e che piace. Grazie. La parola d'ordine per avere lo sconto. Beh, mi manda Radio Padania. Sempre la stessa, aprono tutte le porte. Sempre la stessa, sono troppo generoso. E vale anche per coloro che non ci ascoltano direttamente la radio, ma stanno ascoltando le intercettazioni, in questo caso possono venire anche gli operanti, vero? Già che ci devono pedinare. Scusa, tanto sanno che assolutamente. Va bene, grazie Stefano. Allora saremo tutti a dopo. E qui c'è già chi scrive: si parte in pole position per 7 tabelloni. Io lo dico, il nostro amico c'è già uno che sta guidando verso Mendrisio. Ma il momento in cui che Chiasso ha detto, vedi che tu vai in palla quando tu sei ospite sempre a Mendrisio, ma lui è io vado a Mendrisio, adesso poi sembra brutto, però sai, da tanti anni mi trovo bene, affezionato cliente. Arrivi, ti dicono il solito. Io quelle piccole cose nella vita ci tengo. Barletta, tu vuoi evadere da questo studio, giusto? Beh, io dovrei per motivi professionali andare via. Motivi professionali, cosa devi fare? Non vuole trovare traffico, ma che stare a Chiasso. Devi andare a vedere uno. Però tu sai anche che sei nella radio del ministro che è indagato per sequestro di persona. E in effetti ho paura. E quindi capisci che noi non ti lasceremo mai uscire. Che figura ci facciamo con Salvini? Cioè, da qui sei scento quando vuoi. Esatto, cioè qui noi no, ti tratteniamo fino a che la Francia non darà una risposta alla redistribuzione dei bagnetti. Esatto, e degli urologi, perché comunque mi dicevi siete pochi, né? Non siamo... Quanti siete in Italia? Questo non lo so quantificare. Ma spara un numero, lo sai nessuno. No, non lo so, però effettivamente non siamo tantissimi. Non siete tantissimi, quindi servite fuori di qui e allora lo lasciamo andare, anche perché abbiamo da parlare di pranoterapia, di shiatsu, yoga. Poi cos'altro fai? Sudoku? Guarda, ce ne sono 37, io ne faccio un paio, ma ce n'è un'abbondanza per quelle che vogliono provarle. Comunque si possono trovare anche come lista sia sul sito della regione che su quello del comitato tecnico scientifico. Sono alcune molto antiche, alcune arrivano dall'antica Cina, dall'India, e altre invece sono nate un po' più recentemente, tipo quella che faccio personalmente, che è uno shiatsu in acqua. Ecco, guarda, non facciamo l'enciclopedia perché sennò dovremmo stare qua 6 ore, quindi partiamo dalla tua biografia.
Tu a che età e com'è che ti appassioni a queste cose? La prima disciplina che ti ha folgorato e hai detto ma questa roba qua? Una forma di massaggio antico cinese. Avevo un maestro che mi insegnava il karate come arte marziale. Sì. Ho visto che in casi di necessità, tipo la milza che faceva un po' male perché stavi lì e ti affaticavi un po', riusciva con qualche digitopressione a dare sollievo, e mi ci sono incuriosito. Poi piano piano ho scoperto che potevo studiarla, soltanto che quando ho iniziato io sembravano cose astruse, adesso invece sono un po' Adesso alla sono portata di fioriti i tutti. massaggi cinesi, ne trovi anche 2 per strada, effettivamente. Era meglio Chiasso, diciamo. Quella è la concorrenza. Infatti, se io potessi prendere tutti i centri di massaggi cinesi e spostarli a Chiasso, Sì, sarei un tu po' dici. contento, perché si intuisce un po' male quando, oddio, adesso un po' meno, ma un po' di tempo fa, quando una delle mie colleghe diceva faccio massaggio, immediatamente pensavano che lavorasse nell'ex club del nostro amico che ha appena chiamato. Ma toccheremo questo tema alla fine. Volevo però prima fermarmi su che cos'è, perché purtroppo di queste tue discipline si parla sempre dell'abuso, della degenerazione, cioè quando diventa famosa è perché le Iene ne hanno trovato uno, striscianotti, eccetera. Invece raccontiamo anche come, partendo da quello che ci hai detto, no? Un maestro di karate, sapendo una tecnica antica, se hai in mano alla milza con una digitopressione, comunque la metteva un po' a posto. Non a un livello curativo, però piano piano ti rilassi, e quando ti rilassi già cominci a star meglio, semplicemente perché in qualche maniera ti disponi a non aggravare psicologicamente il tuo fastidio, il tuo sintomo, agitandoti, quindi cominci a stare un pochino meglio. Ma sai, succede molte volte per curiosità, provi un trattamento, poi ti appassioni e scopri che lo puoi fare per te, per i tuoi cari, per dargli un po' di relax, di benessere, e poi invece se ti appassiona sul serio diventi un professionista e lo puoi portare avanti. Io ero già abbastanza bravino in questa tecnica di massaggio, ho conosciuto quello che si è inventato, il water shiatsu, il Watsu, e l'ho incontrato in Umbria, in un posto particolare dove ero lì per un festival della comicoterapia con Patch Adams. Sto signore qui che sembrava Babbo Natale, e ho detto va, ti va di provare? Stavano insieme provando in acqua calda questo trattamento, ed è uno shiatsu. E cioè, come funziona? Che io non saprei cosa immaginare. Guarda, immagina una vasca di un'altezza di 1,20 m, in modo tale che l'operatore possa stare in piedi ma un pochino basso in acqua, e la persona che viene trattata galleggia e è in acqua a temperatura fisiologica, quindi tiepidina, già rilassante di per sé. Dopodiché piccoli stiramenti, piccole digitopressioni, dei dondolii, un lavoro che è il lavoro sui meridiani della medicina cinese, ma in un momento in cui sei già mezzo rincoglionito dal piacere che stai avendo da stare steso in acqua. Quindi molte volte tu sei teso perché non sai cosa aspettarti, e molte persone quando arrivano in studio a avere un massaggio dico prego non mi faccia male, no, veramente non avere Al intenzione massimo da proprio. fuoco, perché se sei in acqua metti la testa sotto. Quella potrebbe essere una soluzione peggio della castrazione chimica, definitiva. Invece il volto è sempre fuori dall'acqua, quindi naso, occhi, bocca non finiscono mai sott'acqua, e la persona ha tutto il modo di rilassarsi mentre l'operatore lavora con la digitopressione, con gli stiramenti per sciogliere le tensioni. Abbiamo calcolato, abbiamo fatto un pochino di studi, che un 3/4 d'ora di questa tecnica formano le stesse endorfine nel corpo di 4 ore di sonno profondo. Quindi tu è come se avessi fatto un bel pisolino di una notte in fase REM sognando, e riesci dall'acqua con i muscoli più morbidi perché l'acqua te li ha ammorbiditi, e in una condizione di riposo più forte, più assoluta. Secondo me già questo è un buon vantaggio. Poi si possono utilizzare anche, chiaramente aiutati e supportati dal medico, che si lavora anche, noi lavoriamo anche in concomitanza, in collaborazione con i medici, possiamo anche dare delle cose specifiche, degli aiuti specifici. Quindi in caso di, che so, fobia dell'acqua, può succedere che una persona abbia avuto una cattiva esperienza, lo psicologo può invogliarlo a venire da noi in modo tale che rifaccia un po' amicizia con l'elemento. Oppure in altri casi, ad esempio in Italia è arrivata quest'arte con la gravidanza, ossia Roberto Fraioli, che è un medico, ginecologo, sessuologo, ha cominciato a rendersi conto che portare in acqua le donne in attesa del bimbo le metteva in uno stato di relax psicofisico particolare, quindi in qualche maniera tutto il periodo del parto veniva vissuto con più piacere, con più leggerezza, meno mal di schiena, e in qualche modo ricordava la situazione nella quale stava il bambino. Il bimbo era in acqua calda nel pancione, la mamma era in acqua calda, e mettiamoci anche il papà, perché il papà molte volte ce lo dimentichiamo durante la gravidanza, poteva entrare in acqua, rilassarsi, essere sostenuto dalla mamma, sostenere la mamma, in qualche maniera entrava in un gioco che altrimenti è un gioco a due, il papà viene messo in un angolo, invece sentiva famiglia ancora prima che il bimbo fosse nato, quindi diventava una cosa abbastanza interessante. Io ho conosciuto sto signore tanti anni fa e me ne sono appassionato, sono diventato prima insegnante, poi presidente dell'associazione, e adesso ho lasciato la presidenza perché ho un compito un pochino più impegnativo, cioè dirigo il comitato che
mette certo. insieme tutte queste arti, quindi non volevo cumulare. Lo so, sono un po' strano, non voglio cumulare incarichi e non va di moda, però ho preferito non cumulare più. No, ma adesso con i incarichi. 5 Stelle bisogna dire così e poi fare il contrario. Spero che lei lo faccia. No, assolutamente. Vabbè, ma allora devo non farlo, sta alle regole del gioco. Vabbè, allora. Io spero ci stiano intercettando per poterlo dichiarare, per cui al momento. Non lo so, cioè questo non sta alle regole del gioco. Comunque, tornando a queste discipline, da osservatore esterno non me ne sono mai occupato tanto, però le ho viste in qualche modo essere delle eresie, cioè c'è uno strano che fa questa roba. Diventare una corrente, diciamo, sotterranea alla società che piano piano però prendeva un po' piede e negli ultimi anni diventare quasi una moda. Da un lato è un elemento positivo perché vuol dire che una cosa emerge nell'opinione pubblica e si normalizza. Dall'altro però, e qui io non posso sapere la risposta, la chiedo a te, quali sono state le cose che magari si stanno perdendo in questo passaggio, se è vero questo passaggio che ho detto, tra una disciplina che era, diciamo, per veri appassionati, quando diventa una cosa un po' di moda? No, per fortuna non ci stiamo perdendo un granché, perché siamo quelli che stanno mantenendo una diversità in queste discipline. Non abbiamo voluto appiattirle. Di Shatsu sono 1000 stili, di Watsu ce ne sono pochini, nel senso che tutto sommato siamo in meno perché abbiamo bisogno della piscina, ma di ognuna di queste discipline ci sono tante varianti che continuiamo a mantenere tutte quante integre. Sai cosa è cambiato? È importante, diamoci del tu, ti prego. Te lo sto già dando da... Perfetto, benissimo. A me datemi del lei. Va bene, avvocato. La cosa veramente importante è che, dato che lo Stato non ci ha mai normato da questo punto di vista, ossia se tu domani decidi di non fare più il commentatore radiofonico, il tuo lavoro, puoi iniziare a fare il mio. Io non posso dirti nulla, però la cosa che abbiamo fatto, ci siamo autonormati, cioè siamo stati noi a dire ok, stabiliamo degli standard, potrà sempre lavorare l'improvvisatore, però ad esempio noi stabiliamo che dobbiamo avere un'assicurazione a livello professionale, stabiliamo che abbiamo un codice etico, stabiliamo che al di sotto di un tot di ore di formazione non ci riteniamo pronti, stabiliamo di avere una formazione continua, e in questo devo dire la Regione Lombardia ci è venuta dietro, nel senso che ha deciso che poteva tutelare l'utenza in questa maniera. Anche dall'avvocato, ne faccio anche una lettura diversa, ossia il legislatore interviene sempre. Guarda, quando diventa serio lo trovo adorabile Procaccino. Quando diventa serio. Già smesso. Meno male. Il legislatore interviene a normare i fenomeni, e quindi, se vogliamo fare un esempio bizzarro, 20 anni fa, 30 anni fa, magari il programmatore di computer era una figura altrettanto, come dire, mistica. Oggi ce ne sono tanti, eppure non esiste l'albo dei programmatori di computer, piuttosto che sono le nuove professioni che si affacciano alla modernità, e poi il legislatore interviene perché spontaneamente in questo caso, ma si spera anche per dovere di adeguamento alla norma, non ci siano quelli che improvvisano e fanno danno, perché poi possono anche fare danno. Certo, infatti io prova a farmi programmare il tuo computer a me, ti faccio delle convinzioni. Ti volevo appunto portare su quelli che poi sono gli abusi, però ci volevo portare a beneficio di chi ci ascolta, che magari si vuole avvicinare a queste discipline ma non ha contatti, e oltre a non prendere nota del tuo che lasci dopo, insomma vorrà avventurarsi. Quali sono i campanelli d'allarme? Stiamo parlando di sensazioni, di intuizioni, però che ti possono far pensare sì, questo è serio oppure questo non è serio. Allora, al 100%, se uno degli operatori delle discipline naturali, qualsiasi, dallo shiatsu allo yoga, ti dice che ti sta curando, è un millantatore e sta facendo un reato, è un abuso di professione medica. Non è il nostro compito curare. La malattia... nel vostro gergo non lo usate proprio questo? No, è un termine che abbiamo assolutamente fuori dal nostro modo di parlare, assolutamente. I nostri sono clienti, non sono pazienti, e noi li accompagniamo in un discorso di rilassamento, in un lavoro di recupero delle proprie energie, della vitalità. Ecco. Però, okay. Il nostro è un campo vitalistico, diciamo così. La vitalità ci interessa, la salute si ottiene quando magari hai anche una forte vitalità, ma sicuramente se c'è un problema medico, vai dal medico, non vieni da me. Quindi chiunque ti dica vieni che ti faccio un massaggio ayurvedico e ti curo, ti sta prendendo per il culo. Molto semplicemente sta facendo in modo. Vedi? E in questa maniera sicuramente possiamo già creare una cernita. E poi,
Per fortuna c'è una legge che adesso ci sta tutelando, che noi abbiamo voluto, ci siamo veramente sforzati per riuscire a dargli un corpo, che è la 4/2013, che è una legge che dice che noi possiamo operare come tutte le professioni non organizzate in ordini e collegio, ma abbiamo il dovere di dire al nostro cliente che ce lo chieda come ci siamo fermati. Una volta potevamo dire: guarda, mi è arrivato dal cielo un mistico, no, io adesso ti dico, ho fatto, per diventare operatore del water shiatsu, ho fatto 3 anni di formazione con 650 ore, ho passato queste prove, sono in formazione continua e te lo devo dire. Per cui prendete l'abitudine, cari clienti, di chiedere, andate da una persona e gli dici: scusa, come ti sei formato in quest'arte? Beh, ho fatto un corso di 10 giorni, ti saluto, ciao, vado. Sì. Se da un'altra persona vi dice, e vi deve dire la verità, perché sennò è suo, sono cacchi suoi, vi dice: io ho fatto 4-5 anni di studio per ottenere queste competenze, e allora già è un modo di più. Poi siamo fortunati in Lombardia, abbiamo una cosetta in più, abbiamo i registri dei professionisti che la regione ritiene validi, perché c'è tutto un filtro, quindi io ho fatto queste 500 ore, vengo riconosciuto dalla regione Lombardia valido, sono in quel registro, non li ho fatti al di sotto. Quindi se volete trovare qualcuno che sicuramente sia affidabile, andate sul sito della regione, cercate i registri degli operatori in discipline bionaturali, e chiunque sia là dentro quantomeno possiamo garantire che abbia fatto un percorso formativo con un istituto serio. Ma se io mi sono laureato, figurati questi percorsi formativi. Però sono in realtà degli aspetti interessanti, anche perché l'ultimo che hai detto, cioè che si può chiedere come ti sei formato e lui te lo deve dire, immagino sia anche una cosa che, se sei formato bene nel tuo caso, ti fa piacere se te lo chiedono, no? Sì, anzi. Cioè dici: vedi, questo è uno che viene sapendo quello che sta cercando. Beh, almeno è una garanzia di serietà, nel senso, ho investito un po' del mio tempo e dei miei soldini nel formarmi, perché non è facile. Sono dei corsi che magari, se vuoi farli bene, devi portarti in città diverse dalla tua, devi spostarti, devi andare a studiare lontano, cercare un buon maestro che te li insegni, il che significa che a quel punto eri motivato a farlo. Guarda, abbiamo 5 minuti, li uso per un'ultima domanda che spero non ti spiazzi troppo. Però col lavoro che fai, tu hai a che fare con tantissime persone, immagino le più diverse, in una dimensione che è molto intima di fatto, sebbene sia, come hai detto, con le premesse dette. Quindi io mi sento di chiedere a te, come parere soggettivo, come sta la gente? Molto lontana da se stessa, sta molto lontana da se stessa, e soprattutto sta molto lontana dal proprio corpo. Guarda, molte persone non sanno che magari riposando un'ora in più stanno meglio, oppure semplicemente ricordandosi di bere un bicchiere d'acqua in più in una giornata. Le persone non si ascoltano, è uno dei motivi per cui è importante per me che si dedichino un momento di relax, non necessariamente venendo da me o dai miei colleghi, ma anche dicendo: io un'ora al giorno mi metto in poltrona, ma non a guardare la televisione, a ascoltare musica, a fermarmi un E pensiamo. 7-8 ore al giorno? Ecco, un po' meglio da quel punto di vista. La cittadinanza, vedi che non è stato, è stato pensato bene, è stato pensato bene. Quindi sono molto lontani dal loro corpo. Sì. E scoprono la sorpresa che magari con una digitopressione, con un massaggio, oppure semplicemente praticando yoga, praticando arti marziali, possono ritornare un po' a contatto con se stessi, ascoltarsi. E anche una fregatura, perché quando ti ascolti scopri quello che ti piace, quello che non ti piace, scopri che stavi facendo un lavoro che non ti piaceva e decidi di cambiarlo. Ci sono sorprese. Io ho scoperto dopo 7-8 ore in poltrona che preferisco il divano. È vero, perché la poltrona dopo un po'... il divano ti è successo qualche caso di qualcuno che è entrato da te geometra ed è uscito, non per colpa tua, per una sua concomitanza di presa di coscienza, è uscito col furgoncino hippie e si è messo a al di là delle battute ti dico di sì, soprattutto persone che sono entrate in formazioni nelle discipline binaturali perché cominciavano a vederlo come divertente, hanno smesso di fare i bancari e fanno gli operatori. Sì. Perché hanno pensato che tutto sommato potevano rinunciare a qualcosa, ma senza andare troppo lontano. Io avevo una ditta di restauro a Venezia piuttosto avviata, e contemporaneamente, perché avevo iniziato molto presto, facevo queste cose, queste discipline. A un certo punto erano diventate talmente importanti nella mia vita che ho dovuto fare una scelta, ho lasciato le quote della mia ditta ai miei soci e faccio una cosa che molte volte fa storcere il naso anche ai parenti. Ma tu avevi una ditta lì, adesso stai lì a insegnare. Restaura Venezia, poi uno immagina. Non eri, come tutto il rispetto, non eri proprio alla Breda in saldatura. No, noi li salutiamo, gli amici che producono, ma non eri proprio lì. No, era anche una cosa gradevole, nel senso che la trovavo bellissima.
bellissima, ho fatto delle esperienze bellissime, però io così mi sveglio sempre felice della giornata che mi aspetta. Sempre, questo guarda, è abbastanza. impossibile, ma anche il Dalai Lama si sveglia delle volte e dice no, non mi tocca, sicuro. Si sveglia sempre perché lui la prevenzione la fa da tanti anni. La manutenzione. Al Maxim, dove abbiamo detto, lui sa la sua stanza, la sua poltrona, il suo divano. Senti, per chi vuole approfondire, come ti ho detto prima anche fuori onda, se vuoi dare anche i tuoi contatti ci fa piacere, magari può essere un modo per agganciare un intero mondo, poi ognuno si orienta come crede. Se vuole approfondire sul Watsu c'è il sito watswatsu.it. È un casino perché viene da water più shatsu. Ragazzi, io avevo pensato di farlo all'italiana, di fare shatsu e acqua, veniva sciacqua, per cui non gli risultava molto carino. Con l'H? No, senza, veniva proprio con liscia. l'acqua l'avrei messo sciacqua, SH. Sciacqua con l'H. No, sciacqua con l'H. Ti trovo il nome. Dammi 24 ore, ti trovo il nome. Prossimo affezio giro. Esatto, prossimo affezio giro. Voi al lavoro. Che arrivano. Al lavoro. E per il resto c'è, sia su quel sito mi trovate come operatore che come insegnante, sia sul sito del Comitato Tecnico Scientifico, che però ha un nome proibitivo, perché anche questo. Comitato Tecnico Scientifico DBN.com. Discipline bionaturali, non finisce mai, è una quaresima di nome. Non era meglio fare Comitato CTS Discipline bionaturali? Me lo sono trovato bello e fatto, mi va bene così. I governi precedenti è stato il PD. È stato il PD. È stato il PD. Non ci sono state abbastanza utilità e quindi non sono stati morbidi. Tu se vuoi noi ti cambiamo questa cosa. Ci parliamo, però il direttore generale lo devi mettere questo comitato. Lui, Luca, quello è bravo. Quello fa un massaggio. Tuo cugino non sono più bravo. Intanto un saluto al nostro amico da Brescia, si chiama Dino Torti da Brescia, sta facendo una cosa che qualche anno fa era la cosa più normale del mondo, ma oggi è eroica, è un avvistamento mitologico, sta attaccando dei manifesti elettorali. Effettivamente io da qui capisco che sono diventato vecchio. Anch'io. Nessuno più fa fissioni. No, hai sbagliato. Solo lui a Brescia. Dino Torti. Ciao Dino! Ciao Dino! L'ultimo! Dino, l'ultimo dei Moicani. Grazie Dino che non molli mai. E poi peraltro li ha attaccati negli spazi. Anche questa è una cosa che denuncia la decadenza. Era così bello quando si attaccavano anche sulle porte delle chiese. Sì. Ma quei tempi torneranno, basta un blackout. Grazie mille al nostro ospite, grazie mille a tutti voi. Tra poco parliamo di un'altra disciplina olistica, il calcio. Ti piace il calcio? No. Oddio, no, non mastico. Ma non si mangia. E poi dopo Spazio Parlamento e poi una clip di Salvini dalla Gruber ieri, proprio una clip finale. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via! Allora, devi procurarti una radio
Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes do Nascimento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. Il nostro spazio dedicato al calcio, ogni giorno con la redazione di cartacantaweb.it con Massimo Canta che è in onda con noi. Ciao Massimo! Buonasera a tutti, bentrovati. Allora Massimo, partiamo da un altro grande spettacolo andato in onda ieri sera con l'Ajax che festeggia, ma festeggia troppo presto perché dopodiché il Tottenham alla fine si è guadagnato una meritatissima finale. Che partita è stata? È una partita strana, una partita vibrante, non c'è stato un attimo di sosta, un attimo di tregua. L'Ajax sembrava condurla in porto, per quanto il Tottenham comunque abbia dato parecchio fastidio già anche nel primo tempo, nonostante sia andato sotto di 2 gol, quindi la partita sembrava chiusa. Forse l'inesperienza di questi ragazzini, come erano sempre dipinti, poi ha giocato, anche perché comunque andato in pareggio, il risultato poi l'Ajax ha rischiato di nuovo comunque di portarla a casa con delle occasioni sprecate, forse sempre per voler andare in porta con la palla, come ci hanno abituato a fare questi ragazzi, e alla fine è arrivato questo gol incredibile con Lucas Moura che ci ha creduto fino in fondo e ha trascinato questa squadra, un giocatore che forse non avrebbe giocato, ci fosse stato Harry Kane, ma questo è il destino. È il calcio, esatto, che è sempre uno sport spettacolare per questo. Uno sguardo alla giornata invece che si sta per celebrare tra sabato, domenica e lunedì. Ti chiedo uno sguardo nella mischia Champions su Atalanta e Milan, perché poi Cartacanta è una rivista che è specializzata sulle milanesi, ma inizierei con l'Udinese e l'Empoli che se la giocano a distanza e sono lì, quindi partiamo dalla coda. Chi vedi più attrezzato per restare in Serie A tra l'Udinese e l'Empoli che non molla? No, l'Empoli non molla, diciamo l'ha facilitato anche questa Fiorentina che adesso attende il Milan che continua a racimolare risultati negativi e quindi l'Empoli ha avuto gioco facile, tra virgolette, a battere i Viola. L'Udinese punticino su punticino sta conquistando questa salvezza. Io vedo favorita l'Udinese, anche se non vedo ancora al di fuori dai giochi il Genoa che non sta facendo bene e che adesso è atteso, come dicevi tu, da questa Atalanta che avrà delle assenze sia per squalifiche che per infortuni, però insomma si gioca a Bergamo, si gioca a Reggio Emilia, però ci sono 40.000 tifosi dell'Atalanta pronti a festeggiare, pronti ad avviarsi poi alla finale di Coppa Italia a Roma con la Lazio. Ecco, quindi insomma un Atalanta che in stato di grazia però se la vedrà con un Genoa che non è del tutto tranquillo. Dall'altra andiamo a casa Milan, il Milan con la Fiorentina in teoria trova una squadra che è la tipica squadra che non ha più niente da chiedere e non ha più niente da dare, apparentemente però, perché questa squadra arriva da 3 sconfitte consecutive e quando una squadra arriva da 3 sconfitte consecutive come la Fiorentina, alla fine un po' di voglia ce l'hanno. Sì, poi addirittura adesso siamo anche in prossimità del festeggiamento, sono 50 anni dall'ultimo scudetto viola, che è ancora in questi giorni, perché ne parlavo adesso con il figlio di un ex giocatore della Fiorentina, Ferrante, quindi ci sarà pure questa festa, speriamo che il Milan non partecipi alla festa. Preparata a Firenze. Sono le insidie di queste partite, anche l'Atalanta non ha partita già vinta col Genoa, così come il Milan incerottato che andrà a Firenze senza Biglia e senza Paquetá squalificato, forse recupera Cialanoglu e forse, dipenderà dalle scelte di Gattuso, recupererà Bakayoko tra i titolari, però insomma è un'altra partita dove bisogna attendersi per forza uno scatto di reni. Il Milan ha la necessità di vincere, non ci sono alternative.
No, in qualsiasi modo, come è stato col Bologna, perché il Milan alla fine, giocando in 10 con 2 giocatori con i crampi, si è attaccata in tutti i modi a quel risultato che era fondamentale e l'ha portato a casa, non giocando bene, perché il Milan comunque non ha giocato bene a Bologna. Bisognerà vedere se questi nuovi innesti daranno un po' di linfa, un po' più di voglia, se il Milan ha recuperato un po' Suso magari riuscirà anche a venirne fuori. Sono 3 partite fondamentali, il Milan non può non fare 9 punti per sperare che l'Atalanta poi perda qualche punto per strada. Ecco, l'ultima domanda invece è una domanda residuale sulle altre partite, su cos'altro ha da dire la giornata che ci aspetta, Massimo? Ma ci sono delle altre partite che insomma coinvolgono sempre nel weekend, praticamente sabato ci saranno già alcuni verdetti, perché le partite di sabato aiuteranno a capire tra Milan, Roma e Atalanta quelle che saranno le destinate a sperare ancora, perché poi lunedì ci sarà questo Inter-Chievo che dipenderà da quello che sarà successo prima, quindi se ci saranno risultati che favoriranno l'Inter potrà affrontare questa partita in un certo modo, ma con il rischio che se Atalanta vincesse sarebbe a un punto addirittura dall'Inter e con le altre con il fiato sul collo, perché se Milan e Roma vincessero e Atalanta l'Inter sarebbe invischiata, mentre diversamente potrebbe celebrare il ritorno in Champions League già lunedì. Grazie mille Massimo per questa chiacchierata, ci sentiremo nelle prossime puntate, insomma, per vedere che cosa di quanto abbiamo detto si è realizzato, che cosa no. Oggi siamo stati abbastanza equilibrati comunque, direi. Sì, direi di sì. Esatto, non abbiamo dato torto a nessuno. Per una volta a Bergamo possono stare forse tranquilli. Sì, grazie Massimo, un abbraccio, grazie. Di nuovo, a presto. Grazie a Massimo Canta, su Carta Canta Web potete andare ad approfondire. Ora noi invece approfondiamo il tema Consob con lo Spazio Parlamento. Qui Parlamento. Ringrazio il professor Savona per il suo intervento. Apprezzo molto il fatto che non si intenda appesantire ulteriormente il quadro normativo, che è già frastagliato e sufficientemente pesante. Spesso è uno dei motivi delle difficoltà con cui avvengono i controlli. Apprezzo anche l'intendimento di utilizzare nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e la blockchain, come apprezzo il fatto che si valorizzi il risparmio privato delle famiglie, che spesso viene dimenticato anche dalle autorità europee come un elemento completamente diverso da quello che sono le altre economie europee con cui spesso veniamo raffrontati, non valorizzandone l'entità e l'importanza. Quindi la ringrazio e spero di poterle augurare un buon lavoro. Grazie a lei. Qui Parlamento. Allora, eccoci di nuovo, andiamo ora a sentire un'altra cosa che ci avete richiesto in moltissimi. Siete un po' masochisti e noi però, come sapete, siamo una radio che non ha pregiudizi e quindi sì, ve lo facciamo sentire, ma una piccola clip, Matteo Salvini ieri dalla Gruber. Ministro Salvini, lei ieri in un comizio ha detto che oggi le toccava venire qui da Lilli Gruber a 8:30, ma che non ne aveva voglia e ne ha fatto anche una questione di simpatia. Allora, visto che lei stasera è qui, visto che si è proposto lei, tanto io mi aspettavo un mazzo di fiori di scuse, però pazienza. Le costa molto essere qui? No, io le voglio un sacco di bene. Sì, ma ci credo. Anche se sicuro. non ho tantissimo tempo di guardarla da casa, perché tempo di guardare la tele ne ho pochina. Però le voglio un sacco di bene e ritengo che questa trasmissione sia assolutamente equilibrata.
Allora perché ride? Perché dice sciocchezze detto, in un comizio, allora. l'ho Non detto- è stato molto educato, sai? Questo perché... Ma guardi, mi pagano per fare il ministro dell'interno, non per essere No, simpatico, lo pagano anche per essere antipatico. educato, mi creda. E Ma allora le manderò una aspetto sempre qui il piantagione mazzo di fiori. di rose e di margherite. Detto questo, passo le mie giornate occupandomi di mafia, di droga, di racket, di usura, Bravo, di terrorismo quello e di immigrazione che clandestina, a gli cui manderò italiani si fiori a tutti, aspettano. manderò fiori a tutti quanti. No, li mandi a me, che Li basta. rimando, Allora, vabbè. Ministro Salvini, veniamo a noi. Allora, e al fatto di oggi, che voi della Lega adesso avete un sottosegretario in meno nel governo, perché oggi il Consiglio dei Ministri ha praticamente licenziato Siri, che è indagato per corruzione, e Di Maio ha detto che è la vittoria degli onesti. È la lettura giusta questa, secondo lei? No, guardi, gli onesti vincono venerdì quando sono in Calabria a consegnare un bene confiscato all''ndrangheta che diventa un oratorio. Gli onesti vincono quando il palazzo di San Giuseppe Vesuviano, che ho incontrato questa settimana, diventerà una scuola elementare. Gli onesti hanno vinto ieri quando a Milano ha inaugurato la nuova sede dell'Agenzia dei Beni Confiscati alla Mafia. Poi con un sottosegretario in più, un sottosegretario in meno, il governo va avanti, la Lega va avanti, l'Italia va avanti, ci pagano lo stipendio per dare risposte. Io ritengo molto semplicemente che ci siano in Italia 60 milioni di presunti innocenti che sono colpevoli se qualche giudice li giudica colpevoli. Questo mi differenzia Ma da politicamente altri. non sarebbe stato opportuno per Siri dimettersi, anche perché il governo ha perso Ma per che cosa, settimane. mi scusi? Allora, se siamo Perché un paese... è indagato per corruzione, ma diciamo in alcuni casi si ritiene che sia meglio proprio sono dimettersi. piene le cronache italiane di indagati che poi sono stati assolti senza neanche troppe scuse. 25.000 italiani incarcerati dal 92 ad oggi ingiustamente, che sono costati alle casse dello Stato, quindi ad altri italiani, 600 milioni di euro di risarcimenti. Quindi se vogliamo essere un paese civile, io ai corrotti metterei i cappi alle braccia e li metterei in galera. Ai corrotti giudicati come tali. Semplicemente non mi basta un articolo di giornale, una telefonata di tizio per sottosegretario non è la stessa qualcuno. cosa del signor No, ma può Mario capitare, Bianchi. per carità, a Comunque, chiunque. abbiamo Detto questo, io penso che gli italiani siano persone per bene. E se qualcuno sbaglia, paga, anzi, se è un pubblico ufficiale paga il doppio, perché chi viene corrotto da pubblico ufficiale, secondo me, paga il doppio. Però deve esserci una colpa, deve esserci una prova, Quindi, insomma, deve esserci bene, un processo. evidentemente se è Altrimenti indagato, i processi li celebriamo va a bene. 8:30. No, lei ha però perfettamente non ragione. faccio il giudice, non faccio Ministro, il magistrato. però le devo ricordare che con i suoi oppositori politici non era questo il metro di misura. Ma io non ho mai chiesto le dimissioni della Raggi, che è stata indagata per 2 anni. Lei è un suo alleato, il 5 Stelle, No, ma i suoi io oppositori con il PD no, ha chiesto le dimissioni Io ho ogni chiesto, 2 minuti. in Umbria ci sono stati arresti in casa del Partito Democratico. Noi chiedevamo da tempo le elezioni in Umbria, ma non per gli arresti, ma perché c'era una situazione della sanità in Umbria fuori controllo, perché così come a Roma, secondo me, i romani hanno diritto a un comune migliore, a un sindaco migliore, non perché la Raggi è indagato o è stata indagata, ma perché la città, l'ha detto lei stessa, è fuori controllo, quindi non aspetto un giudice per dare un giudizio politico. Detto questo, ci pagano per lavorare, quindi speriamo di riuscire a parlare di altro. Ma se è un principio che chi è innocente, lei ha detto un principio, deve difendersi fino al 3° grado di giudizio. No, quantomeno un rinvio a giudizio, un qualcosa. Allora, perché alla fine lei è ceduto sul principio? Significa che per amor di governo e anche un po' di potere non esistono principi non negoziabili? Di chi è la competenza? Il Presidente del Consiglio. Questa scelta a chi spettava? A Salvini? No. La legge prevede che spetti al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica. Io non sono né Presidente del Consiglio né Presidente della Repubblica. E perché non ha aperto la crisi di governo su un principio non negoziabile? Cioè, se è così importante. Con gli italiani che mi chiedono di tagliare le tasse, di tagliare la burocrazia, di dimezzare i tempi dei processi, io faccio una crisi di governo, faccio saltare un governo per un dibattito come questo? No, ma per capire. Io, se c'è bisogno di questionare, lo faccio sull'economia. Io mi arrabbio di più quando qualche ministro dei 5 Stelle dice che ridurre le tasse non è un'emergenza di adesso, si può fare più avanti su quello.
No, ma dite tutti che bisogna ridurre le tasse, non anche i suoi ma alleati. noi abbiamo già pronto il progetto per farlo, appunto, non è che abbiamo delle idee così. Quindi detto che non ci sarà nessuna crisi di governo né adesso né nemmeno dopo le elezioni europee, mi pare di capire, giusto? Certo. A prescindere dal risultato. No, se la Lega vince le elezioni europee, come i sondaggi dicono, è una buona notizia per l'Europa, perché riusciamo ad andare a cambiare qualcosa in Europa, ma in Italia non cambia nulla. Non cambia niente. Chiederà qualche ministro in più. No, perché? No, va bene. Se vinciamo in Europa andiamo a difendere l'agricoltura italiana e i risparmiatori italiani truffati dalle banche, a cambiare la normativa sulle banche, però andiamo a Bruxelles, non è che cambia qualcosa. Però quindi c'è la fiducia nel Premier Conte, anche questo, però il governo è fermo su molti dossier importanti, dalla TAV alla Salva Roma, le autonomie. E su questo abbiamo chiesto di accelerare, anche oggi in Consiglio dei Ministri, sullo sblocca cantieri. Per far veloce, perché le cose bisogna. Noi le abbiamo approvate, bisogna farle. Passate un po' il tempo a insultarvi, no? Quello che abbiamo sentito nei giorni passati, un tira fuori le palle indirizzato a lei e tappatevi la bocca indirizzato da lei ai 5 Stelle. No, quindi... quello riguardava tutti, perché sono stufo di avere 2 minacce di morte al giorno. Poi Salvini può stare antipatico, però anche oggi a Venezia Salvini affoga. E ieri Salvini muori, Salvini crepa, Salvini bastardo, Salvini infame, sparate a Salvini, Salvini appeso a testa in giù, Salvini in Piazzale Loreto. Dopo un po', avendo 2 figli, non mi spavento io. Anche altri hanno figli che vengono sbeffeggiati da lei e aggrediti da lei, sa? Mi faccio un esempio? Le faccio un esempio, lei aggredisce, insulta Fabio Fazio, per esempio. Ma io non aggredisco Fabio Fazio. Io ritengo che non sia giustificato uno stipendio da 3 milioni di euro all'anno. Posso dirlo? No, io Posso ritenere non so se sia immorale uno stipendio da 3 milioni di euro all'anno per fare politica sulla televisione pubblica? No, è un insulto? No, allora vabbè, questa è la sua visione dei fatti. Allora no, io qui le dico solo 2 cose molto molto rapide, poi chiudiamo apriamo e chiudiamo il capitolo Fazio, perché significa occuparsi del servizio pubblico. Lei in sostanza chiede il tetto agli stipendi a 240.000 euro per tutti i dipendenti della RAI, interni ed esterni, compreso Bruno Vespa, perché Di Maio dice sempre allora anche Bruno Vespa. Ma che problema c'è? Quindi tutti a 240.000 euro all'anno. Ci sono in RAI 280 dirigenti. Sì, no, ma mi risponda se tutti devono avere il tetto del 2. A me che me frega no, avevamo pensato questo. A nome degli umbri e dei romani, a prescindere dagli arresti. Io ho totale stima di Attilio Fontana, di Luca Zaia, di Massimiliano Fedriga, che sono i 3 governatori che alla Lega, guarda caso, i 3 più amati d'Italia, stando alle ultime rivelazioni uscite perfino sul Fatto Quotidiano, quindi non so quanto sarà costato al Fatto Quotidiano scrivere che i 3 governatori della Lega sono i 3 più apprezzati. Non adesso, non mi venga qui a attaccare i giornalisti del Fatto Quotidiano che non sono neanche presenti. Ognuno fa il suo mestiere. Le dico solo che è un paese strano quello dove ci sono sui giornali i dati dei processi, gli atti e le intercettazioni prima che nelle mani degli interessati e degli avvocati. Sarà mica un paese normale quello dove un indagato scopre di essere indagato non dall'avvocato ma dal Corriere della Sera. Berlusconi e non solo lui, quindi ma questo lo dovrebbe denunciare qualunque persona normale. Senta, ministro Salvini, ha citato Roma, la sindaca di Roma Virginia Raggi. Oggi nel quartiere romano di Casalbruciato ci sono state e continuano ancora delle violente proteste e aggressioni guidate da Casa Pound, perché una casa popolare è stata assegnata a una famiglia di Rom legittimamente, sono loro che hanno diritto a questa casa popolare, e la sindaca Raggi ha fatto il suo mestiere, il sindaco di una grande città come Roma, è stata duramente contestata, l'hanno dovuta anche poi scortare fuori dal quartiere perché la folla era inferocita, ci sono anche delle immagini che fanno abbastanza impressione. Ora la Raggi ha ribadito che la legge va rispettata e che questa famiglia ha diritto a quella casa. Ci andrà anche lei a Casalbruciato
per esprimere lo stesso concetto? Più avanti, se ci vado adesso, figurati i giornalisti cosa scrivono. Salvini va a gettare benzina sul fuoco. Se vado in un posto sbaglio perché ci vado, se non vado in un posto sbaglio perché non ci vado. Preferisco andarci quando c'è la calma. Benzina sul fuoco? Dove c'è un sindaco della Lega, molto semplicemente la precedenza nell'assegnazione delle case popolari è data a chi risiede da più anni in quella città, nel senso del prima gli italiani. Secondo me è un principio di civiltà. Non ho case popolari per tutti. Quindi a prescindere dalle regole, dalle leggi che... È un criterio che si danno i sindaci della Lega. Chi sceglie un sindaco della Lega sa che fra i nostri criteri, o anche un governatore, perché sulle graduatorie delle case popolari decide la regione, dove governa la Lega, c'è la precedenza a chi sta qua da più tempo. Può piacere o non piacere, Rom sono è un nostro italiani, criterio. sono cittadini Perfetto, italiani. allora se uno è qua da 20 anni e ha gli stessi diritti miei, e quindi semplicemente non vorrei che chi è qua da un anno passasse davanti al pensionato che è qua da 20 anni. Se uno è qua da tanto tempo, paga le tasse, manda i figli a scuola, è un lavoro, quindi per forse carità di Dio. lei potrebbe anche Li possiamo andare... dare agli esquimesi, li possiamo andare potrebbe ai anche andare a portoghesi. Casal Bruciato allora a spiegare alle folle inferocite guidate da Casa Pound che Adesso questi queste hanno cose diritto lei pensa e che i bisogna romani, rispettare le i leggi. torinesi e i milanesi siano inferociti guidati da qualcuno? Probabilmente in quella periferia il comune non offre dei servizi e i cittadini si ritengono dimenticati. In tante periferie di Roma come di Milano. Non cambiamo discorso. Nel No, caso le sto dicendo, ma secondo lei, io ho il telecomando, qualcuno c'ha un telecomando dicendo arrabbiatevi a Casal Bruciato, arrabbiatevi a Rogoreto, Peccato che abbiamo scoperto che arrabbiatevi a Casa Porta Pound Palazzo a aveva Torino. una specie di spia Ho capito, all'interno ma del lei ha comune che li sentito le avvertiva interviste ai quando cittadini? davano una Ma i casa. cittadini dicono non abbiamo servizi, non abbiamo scuole, non abbiamo strade, non abbiamo autobus, e si occupano Sono alcuni dei cittadini. rifugiati politici e dei Rom. Buon Dio, ci saranno anche gli italiani di cui occuparsi. Ma leggevo che perfino Di Maio avrebbe detto le case ai romani e non ai Rom. Quindi una volta tanto sono Sì, però se sono italiani i Rom... No, detto questo, l'obiettivo è di sgomberarli i campi Rom tutti, ma dal appunto primo una volta all'ultimo. che li ha sgomberati dove li mette? Chi ha diritto fa come tutti gli altri italiani. Chi non ha diritto, visto che è gente che i quattrini ce li ha, tanti saluti. Nel campo non ci stai. Se vuoi... Tanti saluti, ve lo dico anch'io. Ci sentiamo domani.